Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Matteo Pinton, nuovo arrivo dell'ACI Mestre. Innanzitutto benvenuto. Allora, parlaci di te. Che cosa ti ha spinto? Insomma, come sono andate le trattative che ti hanno portato a diventare un nuovo giocatore del Mestre? Ma innanzitutto conoscevo il mister perché abbiamo giocato assieme l'anno della promozione in Serie C e poi conoscevo bene l'ambiente, ho sentito il direttore Busolin, conoscevo tutti, quindi la trattativa è stata veloce. Ci riassumi un po' la tua esperienza sportiva, la tua formazione a partire dalla cantera fino ad ora? Sì, io ho iniziato a Padova dove sono nato e dopo il fallimento invece sono andato all'Hellas Verona, poi ho giocato 2 anni in Serie D, uno qui a Mestre, adesso era 5 anni che ero in Serie C, gli ultimi 3 anni ho giocato a Mantova. Oltre a mister Zecchina, al direttore Busolin, conoscevi qualcuno anche della squadra? Sì, ho giocato con Casarotto e Boscolo Papo. Quali sono le tue prime sensazioni da quando avete fatto il raduno? Mi sto trovando molto bene, è un bel gruppo, una buona squadra e quindi le sensazioni sono buone. Ecco, si sa che la preparazione è sempre da prendere un po' con le molle, sto parlando delle amichevoli, però diciamo questo Mestre secondo te dove potrebbe arrivare? Ma secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni, ripeto siamo un buon gruppo e quindi se tutti facciamo e sappiamo quello che sappiamo fare possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Tu personalmente come ti descriveresti come caratteristiche tecniche? Io sono un quinto di corsa e niente. Hai un soprannome per caso, un nomignolo che qualcuno ti ha dato? Mi chiamano tutti Pinto, è l'abbreviazione del cognome. Visto che conosci già la piazza, che messaggio vuoi dare ai tifosi arancioneri? Io spero che vengano il più possibile, noi cercheremo di accoglierli e di farli, con le prestazioni di portarli verso la nostra parte.